Siamo a un premio, questo è, come dire, un altro premio importante. Beh, sono tutti importanti, ma chi cura particolarmente una carta vini e una cantina particolarmente interessante, ampia, con una visione non solo del territorio, ma del mondo, addirittura della Francia, insomma, dell'Italia, comunque in primis del territorio del Friuli Venezia Giulia, anche dell'Alpe Adria. Parliamo del miglior cantina, carta, vini e ristorante di Alpe Adria, Trattoria da Nando. Vada la sigla. Ivan Wanetto. Senti che meraviglia con la musica che vi accompagna e il vento del mare di Jesolo della laguna di Venezia. Questo ragazzo qua... Questo è il nipote Stefano, il figlio di Sandro, che mi ha accompagnato. Venite qua al centro, perché, mettetevi al centro. Anche perché adesso lui è il responsabile della cantina. Intanto buonasera a tutti, grazie per averci chiamato anche quest'anno. Maurizio, grazie alla guida, grazie a tutti voi. Niente, cosa devo dire? È un premio che veramente mi emoziona, perché ho cominciato circa 40-42 anni fa a interessarmi di vino, e qui ho tanti colleghi illustri e non è facile perché c'è un aspetto economico da una parte e c'è un aspetto del cuore dall'altra, e poi c'è l'aspetto tecnico anche, non è facile. Noi abbiamo una cantina importante dal punto di vista economico, ma per me è importante anche dal punto di vista del cuore. Non sto a dirvi è facile basta avere un portafoglio importante per avere dei vini importanti, ma quello che più mi emoziona a tutt'oggi, anche mio nipote Stefano, che adesso sta informatizzando la cantina, era già informatizzata ma abbiamo avuto dei problemi, è vero Stefano? Sì, è vero. Sta informatizzando la cantina, dicevo che quello che dalla cantina è un'emozione soprattutto quando si trovano, e parlo di 40 anni fa, dei vini, si riescono a mettere da parte dei vini che magari nessuno conosce in quel momento, no? Che sono anche stati fatti così, fatti bene, certamente bene, ma che uno non pensava che fossero o potessero essere bevuti dopo 30 e 40 anni. E quindi è quasi come un figlio, come posso dire, quando adotti un figlio e arriva sano, bello, bravo e quant'altro a 20-25 anni, e lo senti anche un po' tuo. Ecco, questo è quello che per me ha rappresentato la maggior soddisfazione della nostra cantina, cioè avere dei vini talvolta anche sconosciuti ai più, ma che dopo 20-30 anni ti danno delle emozioni veramente di forma e di sostanza. Ma no? Proprio questo, no? Perché il valore di aprire una bottiglia che è stata lì molto tempo. Guarda, intanto oserei dire questo: dobbiamo fare e tenere una cantina importante solo se abbiamo uno strumento importante, ovvero se abbiamo un luogo dove conservare il vino in ottima salute. Se un vecchietto lo facciamo lavorare, lo facciamo sudare d'inverno e gli facciamo prendere una botta di caldo d'estate, così credo che non dura a lungo. Se invece lo teniamo d'inverno nel tinello, d'estate al fresco e all'ombra, così penso che possa vivere molti anni in salute. Così questo è il concetto del vino, insomma. Certo, luogo adatto alla conservazione. Ma giusto per parlare di due cose, così poi ti lascio libero. È impegnativa, è una cantina, 2 piani sottoterra? Sì, 2 piani sottoterra. 35.000 bottiglie? Diciamo importanti, sì, 35-40 mila bottiglie, veramente importanti, ma poi c'è una seconda schiera di quel vino che dicevo prima, no? sconosciuto ai più, ma che ogni tanto ti danno quelle emozioni, quelle sensazioni che le grandi firme possono anche non darti. Ecco, questo è il concetto che vorrei trasmettere. Certo. Vorrei, dei piccoli sarti, no? Come dei piccoli sarti. Esatto, come abbiamo parlato di auto prima, delle auto che sconosciute danno delle emozioni particolari. E devo dire una cosa, tecnicamente l'ho già detta prima, ma la ripeto: bisogna dotarsi di un luogo dove conservare il vino in buona salute. In buona salute, è vero.
Bene, allora, trattoria da Nando a Mortegliano, il paese con il campanile più alto del mondo. E non solo del il mondo? campanile, no, il campanile più alto d'Italia è tra le 4-5 torri più alte d'Europa. Adesso inizieremo qualcosa per reclamizzare questa torre, che è un simbolo del paese, è stata costruita per un debito morale che questo paese aveva e che credo vada rivalutato in qualche modo. Però non dimenticatevi che abbiamo dei prodotti gastronomici importanti che sono, non so, la blave di Mortean, che sono l'orzo nudo di Mortegliano, e vicino a noi poi c'è anche il tartufo di Muzzana, a una decina neanche di chilometri, e quindi abbiamo poi una latteria fantastica che è lì, è una delle primissime sorte in Friuli fin dall'inizio del secolo scorso, e quindi dei risultati veramente, dei prodotti enogastronomici veramente eccellenti. Grazie. Grazie a voi, Maurizio, di essere stati con noi, e ci vediamo dopo anche con voi.